La maga se ne stava nel suo palazzo. Sentite che scirocco, domani ci sarà da sudare al lavoro, Ma zitto tu! Posso andare avanti a raccontare la favola, sì o no? Va bene, non vi arrabbiate, a voi. La maga dunque stava nel suo palazzo incantato, e tutto d'oro, pieno di pietre preziose, e quando passava qualche viandante s'affacciava alla finestra per tirarlo in peccato mortale, e tutti i giovani e vecchi ci cascavano, anche i religiosi e anche i servi del Signore. Bene. E voi cosa avreste fatto, Lei era una maga e di vecchia si faceva giovane, bella, bianca, rossa, come una ragazza di 15 anni, ecco. Sì, e aveva 2 occhi come 2 stelle. Oh, ma bene, ditemi, dove sta di casa? Dove sta? All'inferno. Ma volete sapere che cosa faceva quei poveri disgraziati? Con un tocco di bacchetta magica, paf, li trasformava in asini o in maiali. Oh, con rispetto parlando, sì, con rispetto parlando. Sì, sono solo storie. Ma che storie! Saranno anche storie, però si raccontavano anche allora, quando c'era più timor di Dio. Io ci credo alla maga, è come se ci credo. E quando vi guardo negli occhi, comare Grazia, è come se ci credo alla maga. Maga o non maga, sapete come dice il proverbio? L'uomo è il fuoco, la donna è la stoppa, viene il diavolo e soffia! Soffia tu che soffio io, ora sono io la stoppa come bere Dio. Tenetevi le vostre mani a posto, però, Ah, è stata la storia della maga che ci ha messo il pizzicone addosso. Facciamo 4 salti. Sì, suona qualche cosa che stiamo allegri. Sì, 4 salti, vi ringrazio tanto, come se fossi stato a spasso tutta la giornata. Passo tutta la giornata, te la pago la giornata, sì o no? Sì, me la pagate, ora o le ho sarote, vi ringrazio tanto. Ma non badate a quel poltronaccio. Nelly, suonaci il ballo tondo, che qui non si spende nulla! Grazie, comare mia, alla festa! Sì, ragazzi, non fatevi pregare. Il benedetto che c'è una comare fina che porta l'allegria. Sì che non si può pregare. Ma che ci fate lì fino a quest'ora? Ci vuole tanto a raccogliere quelle 4 spighe, E su, venite, comare Pilabella! Non gridare al lupo, se no viene, ti mangia. Ah, e che ne avete fatto della comare Pina? Io? Non ho fatto niente. Perché ce l'ho forse legata con la cintura la comare Pina. No, lo sappiamo che lei che ti corre dietro alle calcagna. Ho altro per la testa adesso. Dopo una giornata intera di mietitura vengo da governare le beti. E comare Pina, venite a casa! Gioia mia, cuore mio! Sempre il solito zitto, linguaccia. Gioia mia, gioia vostra! Con la comare Pina ce n'è per tutti! Sì, però intanto qui si suona per niente! Su, zia Filomena, cominciamo noi! Date voi il buon esempio e mostriamo a queste ragazze come si faceva ai vostri
ruba, Serafina, tocca a te, che hai la lingua lunga. A me? È Bruno Santo, che questo lavoro che compare Iaro glielo paga. Non mi importa, lo faccio per amore. Un po' a me, un po' a me, vabbè. Comare Pina! Finalmente siete arrivata! E venite a casa che con voi vogliamo fare un terremoto! No, fermo. Voglio ballare con compare Nanni, se sono degna di questo onore. Ah, deve essere proprio lui. Lo sappiamo che vi piace, è un pezzo che lo sappiamo. E chi vi parla voi adesso? Nanni, non ci vuoi sentire da quell'orecchio? Compare Parla Nanni, solo a Tina. compare Nanni non ci vede, non ci sente. Oh, voi che avete gli occhi e non vedete. Allora, di quegli occhi, che ne fate? Su avanti Nanni, poltronaccio! Avete voglia voi altri? Prima una giornata con la falce in mano, poi a caccarsi le budella con il ballo, come se vi invitassero a mangiare maccheroni stufato a quest'ora della notte. Comare Pina non fa niente per niente, Nanni Lasca. Allora, sapete che cosa vi dico? Che chi non mi vuole, non mi merita. Tanto peggio per Nanni Lasca! Io davanti a voi mi sento un leone, anche se fossi morto nella bara! Un po' che a me, comare Pina bella! Non mi tengono neanche le catene! Chi non vi vuole non vi merita! E non perdete tempo con quella bestia del Nanni Lasca! Dile chi si sente, compare Nanni! Mi prendete così allora, eccomi qua! Ah no, fermo. Chi tardi arriva, male alloggio, compare Nanni. Ma ora che mi avete scaldate le orecchie, ora non mi fermate più, comare Pina, mi sento come un vulcano! Comare Mara, vostra madre mi ha lasciato nel momento migliore. Venite, venite che voglio fare il ballo tondo con voi, venite che voglio sudare una camicia. Vi ringrazio, compare Nanni, ma io... Ma che cosa avete? Non volete neanche voi? Ma perché? Perché sono io che ve lo domando. No, scusatemi. Io non ballo. Ma che cosa avete? Le gambe molli? O avete il cuore duro? Vi ringrazio, compare Nanni. Anzi, scusate. Cuore duro, cuore di sasso. La voglia in corpo mi lasciate addosso. Ma che fai? Vuoi che si piglino per i capelli lei e sua madre? Lasciate stare mia figlia ora. E chi ve la tocca? Lasciala stare. Si fa questo gioco adesso. A te! E io che c'entro, Divertitevi tra di voi. Sì, allora tocca a voi bellezze. Non mi piace questo gioco. Allora alla comare Pina. Sono sicuro che a lei piace. Tenete le mani a casa voi. Che cosa c'è? Ho le mani sporche forse? Ho bisogno anche lavarsi le mani con voi adesso. Avete le mani sporche, anche la lingua. Ma guarda la comare Pina che patisce il prurito. Vuol dire che il diavolo si fa eremita adesso. Vuol dire che siete una bestia. Una bestia! Sì signore, una bestia. Per questo non volete che vi tocchi. Nanni, Nanni, toccala tu. Toccala tu che hai le mani pulite. È un pezzo che lo sappiamo. Non gli badate, comare Pina. È il vino che lo fa parlare. E voi? Chi vi fa parlare voi? L'aceto? Che sputate amaro ogni volta che gli altri vi parlano. Ma perché? Che cosa vi ho detto di male? Niente. Lasciamo stare. Non importa che sputiate aceto. Guardate, l'ho presa su alla vigna per voi. La volete? Sì, vi ringrazio, se volete darmela. A pigliare è sempre pronto lui. Piglia anche tu, malerta. Se insistete. Ecco, pigliate! Ma che bella! Ma perché fate così? E voi perché? È un peccato, tutta questa grazia di Dio. Guarda. Ma
Che c'è? Ma niente, avete fatto abbaiare anche i cani. Ora prendo un pezzo di bastone per te e per loro. I cani abbaiano la luna. I cani e gli innamorati. Vediamo chi avete in mente voi. Io? A nessuno. Nemmeno io. Contate voi, comare Pina, o raccontate le vostre pene solo alla luna. Chi ha la doglia se la tiene. Chi sospira è fra le pene. La luna c'è per tutti lassù, compare Nanni. Comare Mara, parlate voi. Diteci che avete in testa voi. Già, non ballate, non parlate. Ma che cosa diavolo avete dunque? Mamma, devo andare al fiume a prendere l'acqua. Ma sì, vai, va. Un momento, un momento. Ma che male c'è? Avete la roba, grazie a Dio. E gli anni pure per maritarvi. Io non voglio maritarmi. E allora attenta, che ve lo fa vostra madre questo servizio. Che c'entrate voi nei fatti miei? Niente, dico che siete in gamba. Meglio di vostra figlia. E che non vi piace la vedovanza, oh no. Se cercate di attaccare briga, guardate che mi chiamano la lupa e i denti ce li ho per morte. Ma lo so che ce li avete. Tanto che vi mangiate i cristiani, pelle e ossa, solo a guardarli. Dio ce ne scampi e liberi. Che ti lasceresti mangiare volentieri anche tu. E perché tu no? Ma prima Nanni, prima lui che ha le mani pulite. No, io non mi lascio mangiare, ho la pelle dura io. E quello che vi fa vostra moglie, lo sapete. Senti la lupa adesso. Basta, voi altri, silenzio. Ti chiacchierano solo per ridere, solo per passare il tempo. Che gli fa? Che gli fa la moglie di Cardino? Che gli fa? Niente li fa. E neanche a voi ha fatto niente. Voi che sputate amaro e avete la pelle dura, ma il cuore ce l'avete anche peggio. Cuore duro, cuore tiranno. Mi dice il cuore che tiranna siete e che mi scordaste, che più non mi amate. Non ci credete, no, non ci credete, ragazze, alle parole inzuccherate. Ma bravi! Adesso ognuno deve dire la sua, Comincia tu, Relli, vai. Io non so niente, non voglio dire niente, lasciatemi in pace. Beh, allora aspettate che la dico io. No, voi no. No, sappiamo come sono le vostre canzoni e i vostri ritornelli. Ma sono delle ragazze. Sì, ecco. Voi, comare Lia. No, io non ne so. E nemmeno io. Comare Pina, voi? No, non mi va. Forza, che voi ne sapete tante, comare Pina. Vuol farsi pregare adesso. Va bene, allora dirò la prima che mi viene in mente. Garofanu, pumpuso, dolce amori. Dimmelo tu come ti debbo amare. Tu di nascosto ma rubasti u cori e io cavigni se me lo vuoi tornare. Vedete come ha subito trovato la rima questo diavolo di una donna? E ora tocca a te, Garofano pomposo. Sentiamo quello che inventi. No, io non ne so di così belle. Sono una bestia io. Se non rispondi subito, sei una bestia? Oppure non hai capito niente? Ecco, vedete, adesso vuol farsi pregare pure lui. Vedi e taci, sebbene aver tu vuoi. Porta rispetto al luogo dove stai. Non fare più di quello che tu puoi. Pensa la cosa prima che la fai. Avete sentito, comare Pina? Dunque mettetevi il cuore in pace. E tu? Tieni questo! Ma guarda la lupa che gioca anche con la vieni qua! Vieni qua, lupazza! Naturalmente sempre. E tu che la difendi, perché ti fa gli occhi dolci la lupa, buon pro ti faccia! Ma che sentite? Finisce sempre così, come gli apri i pulcini. Che cosa? Avete mangiato e bevuto, adesso il vino vi dà alla testa. Scalciamo le tentazioni piuttosto. Andate al fiume a prendere l'acqua che vi rinfrescherà il sangue. Ma avessero sbattezzare, vedi? Mamma, per carità. Lupaccia maledetta! Se la piglia con questo e con quello perché non può sfogarsi con Nanni. Tu pensa alle bestie, guarda se hanno mangiato. E spargi un po' di paglia fresca prima di andare a dormire, hai capito? Ho capito, però voi
Non dovreste prendere a giornata di queste Marie Maddalene che vengono a seminarsi in Italia e a cercarci gli innamorati. E con questo vi saluto. Benedicite e buonanotte. Benedicite, addio. Non gli Su, badate. venite, venite. Venite ragazze, su che andiamo che è tardi. E domani il sole si alza presto. Sì. Eccomi qua. Gesù Maria! Voi dalla vostra parte e noi dalla nostra. Tentazione. Ecco, questo è quello che vi capita. A dormire, via, andiamo a dormire. Buonanotte. Non gli badate, comare Mara. Lo sapete che male è buona peste. Vorrei vedere voi, se dicessero così di vostra madre. Ma me la prendete con me adesso? No, me la piglio con la mia disgrazia. Bene, ma io non c'entro. E voi nemmeno. Lo sapete come si dice? Dalla spina nasce la rosa. Anche voi adesso, sì. Ma che cosa ho detto di male? Lasciatemi stare. Lasciatemi stare, anche voi. Bene, non me ne importa. Chi c'è a guardare le pecore adesso? Io, vossignoria. E che fai ancora qua, pane perso? Ti piacciono le chiacchiere? Vada che se le pecore mi fanno un danno, ti rompo le ossa. E come posso fare a controllarla anche di notte? Non è che me lo dicono prima se vogliono venire qui in piazza a fare danni. Sei uno scansafatiche. Scansafatiche. Va, che non ti arrivi una qualche pedata. Va, ci abbado io qua. Dormo al fresco stanotte. Bene, stanotte. Attenti alla roba, dunque. Benedicite. Benedicite. Meraviglia bella dell'anima mia. E domani si ricomincia da capo. Chi era? Oh, comare Pina, siete voi. Mi avete fatto paura. Scherzate sempre voi. Vi piace prendere in giro il prossimo, eh? Siete ancora arrabbiata. Non ve lo siete rinfrescato il sangue laggiù al fiume? Che vi ho fatto di male? Compare Nanni, eh? Io, ma perché? Che cosa vi ho detto di male? Se ho fatto del male, l'ho fatto a me stessa, ma voi non ho fatto niente. E neanche a quella bestia di Maletta. E allora perché vi insulta e mi copre di offese anche in vostra presenza? Ma l'erba scherza, sempre. Non ci badate. E buonanotte. Buonanotte a voi, che potete dormire. E voi no? Io no, compare Nanni, lo sapete bene. E allora fatevi cantare la ninna nanna da qualche d'un altro, che io ho sonno. Benedetto il vostro santo protettore, che vi ha fatto di una pasta tanto dura. E come sono fatto? Voi avete gli occhi e non vedete. No, al buio non ci vedo, comare Pina. Se è buio tanto meglio, che le parole non si perdono al buio, ma vanno dritte come escono dal cuore. Le vostre tagliano peggio di un coltello, compare Nanni. Non le capisco le vostre parabole, comare Pina. Ah, che testa avete! E il cuore anche, duro come un sasso. Non le capisco, non le capisco! Ah, non le capite! E vi fate morire la gente davanti, girate la testa dall'altra parte. E che? E si parla già di morti e di feriti adesso. Garofano, un poso, dolce amori. Dimmelo tu come ti debbo amare. Che non ne sapete un'altra di canzone, comare Pina? Che mi torna in bocca sempre quella. Perché ne ho il cuore pieno. Fate a finta di non vederlo voi. Fate a finta di non vedermi cuocere a fuoco lento. Mi chiamano la lupa, ma il lupo siete voi, che vi fate morire la gente davanti. Insomma, che cosa volete alla fine, comare Pina?
Voglio te. A tia voglio, a tia, che si bello come un sole e dolce come il miele. Voi. Perché non mi date vostra figlia? Datemi vostra figlia, che carne fresca invece. Basta, compare Nanni, come mi vorrei veder piangere con i miei occhi. Scusate, dicevo così per scherzo. Lo sapete la canzone? Se vuoi dar retta al maestro di scuola, lascia la madre e piglia la figliuola. Come potete scherzare così? Mi divertite calpestarmi coi piedi sulla faccia. Sono la lupa, è vero? Sono una cosa miserabile. Vedete come divento solo a parlarvi? Una cosa miserabile che butterete via come uno straccio dopo, quando non mi vorrete più. No, no. Pensa la cosa prima che la fai. Quanto siete giudizioso. Pensate sempre alle cose prima voi. Devo pensare ai fatti miei. Sono un povero diavolo che vive a giornata. Non posso mettermi in questo imbroglio e avere poi chissà quali fastidi. Ma quali fastidi potete avere da me? Lo sapete, quella che sono? Sì, proprio perché lo so. Non me ne libero più se mi metto in questo imbroglio. E io devo pensare a mantenermi, lo capite? Non ho niente io. Solo il buon nome, una buona salute e 2 buone braccia. Devo pensare a trovarmi un po' di dote per maritarmi, lo capite? Ditemelo voi stessa. Gliela dareste vostra figlia a un cristiano che si fosse messo in un imbroglio con una come voi? E non vi offendete ora se vi ho detto questo. No, non mi offendo, no. Niente mi offende da voi, compare Nanni. Niente. Dunque, lasciamo stare le chiacchiere, che è tardi. E buonanotte davvero adesso. Anche questo mi fate. Mettete il coltello nelle mani della mia stessa figliuola. Io non vi faccio niente. E lasciatemi dormire, sangue di Giuda. Dunque, volete sposare mia figlia? È lei che volete? Diavolo, diavolo. Ma dite proprio sul serio stasera, comare Pina. Sì, dico sul serio. E voi davvero me la dareste in moglie? Io non posso negarvi niente, compare Nanni. Sposerete mia figlia, già che volete così. E io me ne andrò lontano, lontano, per non vedermi più. Va bene, va bene. Ma se ne può parlare più tardi o un altro giorno. No, meglio parlarne ora, già che volete così. Meglio farlo subito, adesso. Ma dite proprio sul serio, comare Pina. Mi pare che abbia voglia di scherzare in questo momento. Bene, quando è così vi prendo in parola, comare Pina. E maledetto chi si pente. È maledetto che si mette. E domenica si va dal notaio per fare le cose alla svelta. Però, badate che io non ho niente. Che cosa volete che me ne importi? Un buon nome e una buona salute, questo sì. Ma, ditemi, la roba la date tutta a vostra figlia? Ma sì, tutto quello che volete. Che cosa volete che me ne importi ormai? Io lo troverò un posto dove cadere e morire lontano dai vostri occhi. No, in casa vostra sarete sempre voi la padrona. Per me è finita per sempre, per sempre. Resta da vedere adesso che cosa dice vostra figlia. Bisogna sentire anche lei. Mia figlia?
È sangue mio. Sarà contenta anche lei, vedrete. Ora ve la chiamo. Mara, Subito. Maricchia. Volete fare le cose così, a precipizio? Sì, meglio cavarlo subito il dente che fa male. Tanto voi non cambiate di certo, no? No, io non cambio, ma c'è tempo. Meglio cavarlo subito il dente che fa male. Tanto non dormiremmo più né io né voi con questa spina nel pensiero. Ma ora andatevene, andatevene. Non c'entrate con tra madre e figlia, andatevene. Eccola, vedete? Sta arrivando. Mara! Mara! Mamma, che cosa volete a quest'ora? Mamma, Cioè, che compare Nanni alla fine si è deciso. Dice che vuole sposarti. me? Sì, te non mi fare la stupida, io gli ho detto di sì e devi dire che sei contenta anche tu. Io, mamma. Sì, tu sei la sposa. Sei tu che devi parlare ora. Che cosa volete che dica? Così, all'improvviso. Ma se non lo conosco neanche quel cristiano. Ma come non lo conosci? Lo conosci, è un mese che è giù da noi a lavorare nel podere. Sì, ma non ci ho mai pensato in questo modo, vi giuro, mamma. Lui invece si è spiegato chiaro. È di là che aspetta una risposta. No. Diteglielo voi. No! E perché no? Perché non mi sposo. Non mi voglio maritare. E che vuoi fare, la monaca santa? Non mi voglio maritare, non lo voglio quel cristiano. Non lo vuoi, non lo vuoi, e perché non lo vuoi, Perché non può essere. Sapete bene che non può essere. Ma che dici? Parla chiaro? Perché mi tormentate? Lasciatemi stare. Ma che cosa vuoi che ti preghi adesso? Ah, sarebbe ben bella questa! Mamma, lasciatemi andare. Diteglielo voi che non può essere questo matrimonio. No, io gli ho detto di sì. E gli dirai di sì anche tu, perché voglio così. Io sono tua madre. Te lo do io, il marito, le figlie, anche te lo do io! Dovesse trascinarti all'altare per i capelli, vedi? No, mamma, vi prego, non lo fate. Il Signore ci vede e ci castiga. Perché? Che dici? No, comare Pina, non così. Non è buono. Non c'entrate voi, tra madre e figlia. E ora vattene, vattene. Vattene e non mi far impazzire del tutto. Che cosa è stato? Perché? Dice di no. No, 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 non vi preoccupate, tutto bene. Sono io che devo portare questo peso ora. Sono io. Ma che cosa avete? Siete tutta sottosopra. Parlate. Ah, vi pare niente quello che ho fatto, compare Nanni? Scusate, ma non c'è bisogno di rovinarvi il sangue per questo. È una cosa che si può fare bene. Se non ho pazienza e vi ringrazio lo stesso del vostro buon cuore. Lasciatemi, lasciatemi. E piangete anche. Ma che cosa avete? Parlate. Lasciatemi sfogare il cuore, voi non lo sapete che cosa c'è qui dentro. Mi dispiace proprio. Sentite, se è per colpa mia o per qualcosa che ho detto così, per scherzare. Ma ora finitela, accidenti, come è vero Dio. Proprio come il coccodrillo adesso. No, come è vero Dio, finitela, come è vero Dio. Non posso, non posso. Ho fatto tutto quello che volete, ma ora non ne posso più, non ne posso più. Ma che cosa mi potevate fare, compare Nanni? Io non voglio farvi fare le cose per forza, no. Almeno lo capite, il bene che vi ho voluto.
Sarei un ingrato se non lo vedessi. Mi date la figlia. Mi date la roba. Ma che cosa potete fare di più? E questo non è niente, non è niente. Avete un cuore grande come il mare. Vi spogliate anche della roba per darla a vostra figlia. E questo non è niente, non è niente. Ne sarà niente ma un bel gesto, sì, proprio un bel gesto. Spogliarvi viva di tutto quello che avete, mentre siete ancora in gamba. Meglio di vostra figlia. Lo ha detto pure Malerba. Fortuna che ci mettiamo il parentato tra di noi, E via, finitela. Non so cosa dire di più. Lo vedete che non so dire 2 parole di fila. Guardate che mando all'aria San Giovanni e anche tutto il parentato, sapete? Scherzate anche coi santi ora. No. Dico sul serio. Siete un diavolo in carne ed ossa. Ma ora basta. Asciugatevi le lacrime. Fatelo per amor mio. Lo sapete quello che mi avete fatto fare? Mi avete messo in mano un coltello e mi avete detto: ecco, prendi, strappati il cuore. Basta, basta ora. Non fate perdere la tramontana anche a me. Basta ora, asciugatevi gli occhi. Fatelo per amor mio. Lasciami. Perché? Perché, comare Pina? Fai come il coccodrillo ora. E mi fa disgraziato. Comare Pina, che cosa volete? Del tutto. Che cosa volete? Ci sentono qua. No, no, comare Pina, no. Vi faccio lo scongiuro. Guardate, vi faccio lo scongiuro. E lascia stare il rosario, che non conta niente. Te l'ho fatto tante volte io lo scongiuro e non è servito. No, no, comare Pina, andiamo dritti all'inferno così. L'avete sentita la civetta? Su te il malaugurio, bestiaccia! Tu di me invece, sono io la maledetta. Ma non me ne importa niente. L'ho già avuto l'inferno io. Qui. L'ho già pagato. E il male che faccio ora. Che bello, vero? Ma che fai? Adesso? I vicini possono vedere. Dai, chiama anche il bambino, che così voglio baciare anche lui. Sei stato a confessarti? È questa la penitenza che ti ha dato il confessore? Ma no, non è la penitenza, è che sono contento. Su, sentiamo. Che cosa hai detto al confessore? Ah, ma mi devo confessare anche con te adesso. Avanti. Non me lo puoi dire? Sentiamo. Gli ho detto che sei mia moglie, che ti voglio bene e che te lo meriti. Proprio, proprio. Me ne vuoi? Adesso ti credo. Hai la faccia che ti credo. Benedetto. Le buone feste che mi dai. Te lo voglio dire, sai. Mi hai dato tante pene. Mi hai fatto tanto soffrire. Forse anche senza saperlo. Io? Sì, ma non mi far parlare. Ora no, vero? Ora vuoi bene a me sola. Ancora?
No, non ti arrabbiare. Vedi che anch'io mi sto confessando. Ma qui, con te. Sai, prima ero io che non ti volevo. Ma ero messa in testa una cosa. Una brutta cosa. Ma ora no. Ora sei il padre di mio figlio. Sei il padrone, sei tutto. No, non ci voglio più pensare. Adesso il Signore mi ha fatto la grazia. Bene, bene! Grazie, Signore. Bene! Ringrazio, Signore, grazie. Ma come? Ma è questo il risultato invece di essere contenta? Ma sono contenta. Io sono contenta. Voglio andare in chiesa ad accendere le lampade a Maria Addolorata. Tutte le lacrime che ho pianto di nascosto le voglio mettere in quelle luci, perché brillino più del sole. Dio sia lodato, ce lo renderà bene alla raccolta. Chiama anche il bambino, che così si diverte anche lui. L'ho portato dalla vicina. Lo stanno vestendo per la processione. Andrà con gli angioletti vestito tutto di bianco e con un cesto pieno di fiori. Ora te lo chiamo. Mimmo! Mimmo! È lui, sai, che mi ha ottenuta la grazia. Venite, 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 venite. Lo stanno vestendo. Oh, ma che bello. Ma questo pare un giardino. Lo, Ma che bel lavoro che avete fatto, compare Nanni. lo. Bello! Bellissimo. Ma com'è bello! Sembra quasi la casa del sindaco, avete visto? E anche la piazza lassù è tutta ornata a festa. Sono venuti molti forestieri a vedere, Mara. La gente è contenta, avremo una buona annata, se Dio vuole. Ascoltate, sono le figlie di Maria, vanno alla processione. Sì, la processione. Marinelli, mi manda compare Iano, mi manda a dire... Oh, ma cosa avete fatto qua? È quello che possiamo, di tutto cuore. Mi manda compare Iano, mi manda a dire... Sentite, dice compare Iano, che lo stendardo, la processione, dovete portarlo qui. Io? Che bello! Beh, se lo dice lui che il capo lo porta anche in palmo di mano lo stendardo. Oh, senti che si gonfia quello e fa il bell'uomo. Per il piacere, per l'onore. Vedete, è roba mia, è mio marito. È per dare il buon esempio, gliel'ha ordinato il vostro confessore. Sì, per dare il buon esempio io sono qua, mani e piedi, tutto quanto. Beh. Anch'io, voglio andare anch'io a confessarmi da quel santuomo. Domani stesso vado da lui. A te la soluzione posso dartela io. Bene, bene, sentite, si fanno tanti peccati tutto l'anno, ma poi viene una giornata come questa e allora tutto sembra così bello. Però li avete spesi dei denari qua, tutti questi pizzi, bello, però ce ne saranno voluti di soldi, Gli caverei il sangue, guardate. Il Signore ci ha concesso tante grazie. Forse voi non vi ricordate, ma gli avevo fatto un voto quando Nanni era in punto di morte. Il nostro futuro era nero. Ma voi non sapete quante qui ne ho passato, tante ne ho passate. Basta. Quello che si promette ai santi bisogna mantenerlo. Ora è tutto finito. Dio sia lodato l'ha fatto per quel povero innocente. Qualche Ave Maria detta bene. Oh, ma voglio vederlo, vestito d'angioletto, sai che lo voglio vedere. Andiamo. Lo voglio proprio vedere. Dunque, gli dico di sì. Sì, quante volte devo dirlo? Bene, ho capito. Ah, e ditegli a compare Ianu che la corona di spine in testa, le voglio vere le spine, che pungano. Non bisogna fare per finta davanti al Cristo morto. Se vi piace così, va bene, glielo dirò. Mi piace quel che è giusto. Siamo penitenti, sì o no? Va bene, ho capito, riferirò a compare Iano. Comare Pina? Vostra suocera. Buone feste. Sono venuto a portarvi le buone feste. È tanto che non vi vedevo. Glielo dico sempre della corona di spine. Sì, quante volte devo ripeterlo? Va bene, non vi arrabbiate, ho capito. E lo stendardo alla processione lo porterete ancora? Adesso che avete gente in casa. Sì, e 3 volte! Va bene. Riferirò a compare Iano. Gli dirò così. Sono stata anche malata. Ho avuto le febbri, ma per il resto tutto bene laggiù, grazie a Dio.
I seminati sono già alti. E la vigna? Ah, bene, bene. Anzi, ha messo dei bei tralci lunghi. Mi sono detta, visto che non ci pensano loro al podere, andiamo a dare la buona notizia. E poi sono anche venuta a dirvi che ho bisogno d'aiuto, perché non ce la faccio da sola a strappare le erbacce infestanti. Guardate che mani. Bastava mandarlo a dire. Mi dispiace che sia venuta. No, non mi dispiace. È che adesso penso che non c'è nessuno laggiù a controllare la casa. Ho lasciato detto a compare Raia di darle un occhio alla casa e a tutto il resto, ma tanto non serve, perché sono tutti qui a godere della festa. Vedo che vi state preparando anche voi. Va bene. Giacché siete qui, ora... Se vi dispiace che sia venuta, me ne torno indietro, ma... volevo vedervi. Vedere come state, voi altri non mi avete mai cercata. Laggiù potevo morire anche da sola, senza che nessuno lo sapesse. Oramai siete qui. A vostra figlia diremo che siete venuta per il medico. Mia figlia. Che gliene importa di me a mia figlia? Non è vero. Gliene importa invece. Sono come un cane senza il padrone. Finitela adesso. Non vi fate trovare così. Se vi fate vedere con quella faccia sarebbe stato meglio non venire. Perché? Che vi faccio? Niente. Niente vi faccio. Non voglio niente. No. Sentite. Oggi sono stato a confessarmi. Mi sono messo in grazia di Dio e perciò... Bene, buon per voi. Allora, di che cosa avete paura? Penso a vostra figlia. Se vi trova qui. Mia figlia, se mi trova qui, e che male c'è? Potrò ben venire al paese, almeno per le feste principali, no? Che male c'è. Lo sapete bene che male c'è. E anche vostra figlia lo sa. No, restate. I vicini vi hanno vista, sarebbe peggio. Oh, Cardillo! Vieni un po' a vedere. Che te ne pare? Che me ne pare? Bello! Oh, bello! Comare Pina, voi... Scusate, non volevo disturbare. Ma bestia, ma se t'ho chiamata io stesso. Bestia. Meglio, voglio essere come una bestia oggi. In una giornata come questa. Compare Nanni? Compare Nanni, non venite? Voi? Non sapevo che eravate qui. Vi saluto, comare Pina. Vi saluto. Compare Nanni, vostra moglie vi mandava a chiamare, ma ora le dirò di aspettare. No, sentite. No, scusate, devo andare. Devo proprio andare. Lo sapete di quello che era pieno di peccati? Ne aveva fatti tanti a Gesù Cristo. Ma forse è meglio non parlarne. Oggi è il venerdì santo. Ti mancava anche questo scandalo per ribadire i chiodi al mio figliuolo, disse il Padre Eterno. E con questo vi lascio e vi saluto. Vedete? Tutti quanti! E voi non rispondete niente! E che cosa volete che dica? Sentite, quando sono stato malato, in punto di morte, non volevano neanche darmi l'estramunzione. Ho visto la morte negli occhi, diritto negli occhi vi dico. E io? Che cosa devo fare io, Ditemelo. Perché? Perché siete venuta qui oggi? Perché? Che vi faccio di male? Voi mi fate perdere la confessione. E quello che fate voi a me? Quello che mi avete fatto? Io non dico niente, voi mi vedete che parlo e rido, ma quello che ho in cuore voi non lo vedete. Lo vedo, sì. Lo vedo. E questo è il peggio, che lo vedo. Anche vostra figlia lo vede. È ridotta. Non parla, non dice niente.
Ma dentro si macera e si consuma. Ogni notte sento che piange e si dispera per causa vostra. Vorrei piuttosto che mi piantasse un coltello qui, quando mi guarda con quegli occhi senza dire niente. E me, che ti pianta quegli occhi in faccia ogni volta che arrivo e dà la poppa alla tua creatura, davanti a me, io, che ti ho fatto il letto con le mie mani la prima notte. Ah, era vero. Siete qui. Sono venuta a trovarvi, a vedere come state. Lo vedete come stiamo? Bene. È per questo che non sei venuto a vedere tuo figlio, prima che cominciasse la processione. È colpa mia, perché sono venuta, vero? No, avete fatto bene a venire. Avete fatto bene. Siete la padrona. C'è anche la vigna da zappare, sono venuta a dirvi anche questo. Bene, ci andremo lunedì. Ah, siete venuta a prenderlo. Non posso fare io tutta da sola. Ci sono le erbacce alte così. Se piove, le erbacce infestanti si portano via ogni cosa. Ormai in questa casa ci piove e ci grandina, madre mia. È per me questo discorso. Io faccio tutto quello che posso. Io ho sudato sangue sulla vostra terra, col vento, con l'acqua. Il pane che mangio non ve lo rubo mica. Ecco adesso. Lasciatemi piangere almeno. Non dico niente. A volte non serve parlare. Vuoi venire anche tu alla vigna a dare una mano? Così stiamo assieme. E che verrei a fare? Non servo a niente io. Come posso aiutarvi nello stato in cui sono? Col castigo di Dio addosso. Il castigo di Dio? Ma che dici? Ma perché ve la pigliate con me? Pigliatevela con voi stessa, pigliatevela con tutti, ma non con me. Siete stata voi a volermi maritare. Io vi avevo detto di no. E questa è la tua accoglienza? È questa la riconoscenza che hai? E che cosa volete che faccia? Che mi metta a cantare, a ridere oggi che c'è il Cristo morto per le strade? Basta! Venite a vedere vostra nipote piuttosto! Lasciate stare mio figlio almeno, povero innocente. Hai paura che te lo mangi, tuo figlio? Ma perché mai dovreste mangiarmelo? Forse non è anche lui sangue vostro? Forse che i cristiani si mangiano fra di loro adesso? Basta, la finisci? O come è vero Dio! Battimi su, dai, battimi. Se ti pare che me lo merito. Sono qua. Le parole, sai, a volte fanno peggio. Le parole di una santa come te a volte sono peggio di un coltello. Brutto diavolo, va via, tentazione, va via. Ce l'hai con me? Volete che vi lasci soli e me ne vada? No, me ne vado io, perché c'è l'inferno qui in casa quando siete assieme madre e figlia. Me ne vado io, al diavolo tutto. Sei contenta adesso? Sei contenta? Neanche fosse venuta a chiedere la carità a te e a tuo marito. Dopo che vi ho dato tutto, la roba e tutto, mi hai preso tutto, tutto! Lasciatemi stare almeno oggi! Ma sì, ti lascio stare. Vuoi che ti lasci stare, me ne vada? E non metta più piede qua in casa tua, in questa casa che io stessa ti ho dato. Me l'avete data per farmi bruciare a fuoco lento la casa, per farmi dannare l'anima, me l'avete data. Ti ho dato tutto io, tutto, e mi hai preso tutto tu, tutto! Tacete! Almeno oggi fate silenzio.
Santa Vergine, toglietemi voi da queste pene. Le tue pene, lascia stare le tue pene, lascia stare i santi, li ho pregati tante volte, più non sentono lassù. Ve la pigliate anche con i santi adesso. Ma scomunicata. Lo vedi, come sputi fuori il veleno? Me ne accorgo, sai, in ogni tua parola. È il veleno che voi mi avete messo qui. Ah sì? E allora schiacciamelo dalla testa questo veleno, giacché sono io la vipera. E poi vai dal confessore anche tu! Ma scomunicata. Zitta! Zitta! Stai zitta! Stai zitta! È quella della mia famiglia! Sei un madre, Basta, Mara! Che cosa sta succedendo? Sembra che caschi la casa. È cascata e anche rovinata la casa, perché c'è la maledizione di Dio. Comare Mara, abbiate un po' di giudizio. Non vi fate sentire dalla gente proprio oggi che è festa. Lo sapete? Il calcio dell'asino. Mi danno il calcio dell'asino, lei e suo marito. Gli mangio il pane a tradimento ora. Altro che il pane a tradimento mi mangiate, il sangue mi mangiate. Mara, cominciate a tacere voi, che siate la figlia. Via! Basta Ma adesso. dico io. Non Ma fate adesso? scandali, su. Vi si sente più Adesso giù nella prima di piazza, più discutere. forte della banda. Pare che sia qui la festa, ancora un po' la gente lascia lì la piazza e corrono tutti qui. Ma sì che corrono, che vengono qui a prendermi i carabinieri, a legarmi. La lingua vi dovrebbero legare per i capelli sulla pubblica piazza. Comare Mara, che parolaccia, vostra madre! Sono parole che mi bruciano dentro. Voi che siete la madre dovete essere più giudiziosa. No, io non me ne vado. Venite via, compare Pino. Non Compare me ne Pino, vado. venite via. Qui, sono in casa mia. E allora, arrestateci. Me ne vado io. Me la lascio per sempre, questa casa maledetta. Ma sì, vattene, non mi far dannare l'anima del tutto, vattene! Ehi, che fate? A te! Eppure a voi! Volete finirla? Sono oramai diventata la favola di tutto il paese! E addio Stendardo. La banda, ma eccola la banda! Ma che cosa siete, cristiani o turchi? Oh, ma siamo la vergogna di tutto quanto il paese. Sono oramai diventata la favola di tutto il paese! Siete contente ora? Vergogna, marcia. Comare Pina, fate vedere. Avete del sangue qui, forse è il naso. Non è niente. Le carezze dell'asino. Vuol dire che le piacciono le carezze dell'asino. Via, a me la figlio che con te adesso! Sì, via. Forza, andiamo via. È meglio. Turchi, peggio dei turchi! Andiamocene via di qua, andiamo. Guarda che cosa mi hai fatto. Basta che il Signore non te ne domandi conto poi. Finiscila adesso. Non mi mettere con le spalle al muro anche tu. L'hai fatto. Anche questo. Mi hai battuta davanti a lei. Hai dato anche questa soddisfazione a mia madre. Mi farete fare qualche pazzia, tu e tua madre. Scomunicati. Scomunicati tutti e due. Via, Mara. Fallo per amor mio. Se è vero che mi vuoi bene. È per questo che mi calpesti sotto ai piedi. Perché sai che ti voglio bene. Ma perché mi fai tutto questo? Tu mi farai morire disperata. Senti, Mara, calmati. Malvagio. Ascolta. Nello stato in cui sono. Ma come puoi guardarlo in faccia tuo figlio quando viene a baciarti la mano o a abbracciarti? Quel povero innocente. Non mi mettere con le spalle al muro anche tu. Ogni parola che dici è una coltellata. La facciamo andare via subito, tua madre. Non ti credo più. Non vi credo più. Ma come vuoi che ti creda? Ti ho visto con i miei stessi occhi. La faccia che avevi, anche lei. Tu e quella scomunicata di mia madre. Ma come vuoi che ti creda? Ti pare che sia cieca? Avanti, dimmelo. Che cosa
No, Devi dirmelo! basta. Dimmelo! Basta, Dimmelo! basta, Dimmelo! basta. Peggio delle bestie siete. È per colpa loro, per causa loro. Mi faranno fare qualche pazzia. È finita, compare Iano. Non posso più stare in questa casa. Fermatevi. Ascoltate. Abbiate un po' di giudizio, almeno voi. Non ne posso più. Me ne vado con mio figlio. Lasciatela andare, compare Iano. Lasciatela andare, che è meglio per tutti. Pensa che hai lasciato tuo figlio orfano in mezzo alla strada. Pezzo di canaglia. Sei degno della forca. Dite bene, avete ragione, Vossignoria, avete ragione. È una prima volta. È una seconda. Torni a promettere, poi torni a cascare. Non è vero, non è vero. Sono le male lingue che dovrebbero essere tagliate. Le male lingue sono tutto il paese. Ma adesso anche tua moglie la pensa così. Mia moglie è matta da vedere anche lei che si è messa in testa non so che cosa. Tua moglie si è messa in testa che sei una bestia, che ti comporti come una bestia. Voi bestie, avete ragione, Vossignoria. Bella ragione, c'è il bastone per le bestie! Vorrei vedere voi, Vossignoria. E quella scomunicata che non riesco a togliermela di torno. Non vado più nemmeno alla vigna per sfuggirla. Ma che paura hai? Se non c'è niente di male. Che paura ho. Lo sapete bene che donna è quella. Come la chiamano? Che donna è? Che vi fa dannar l'anima come vuole lei. Ecco, lo vedi? Anche adesso. Il modo come ne parli. Maledetta, ma che cosa posso fare? Che cosa posso dire? Parlale chiaro e tondo. Dille che ti lasci in pace. È padrona anche lei. Non posso chiuderle la porta in faccia se viene qui. E allora lasciale la casa. O fuori lei o fuori tu. Fuori. E dove posso andare? Lontano. In campagna. In campagna. Fate presto voi. Non sapete nulla, Vossignoria. E quando viene a ronzarmi intorno, gira e rigira, col pretesto di cogliere erbe selvatiche, come una vera lupa. Non posso mica pigliare schioppettate da lontano. E allora sai che cosa devi fare? Vendi la casa, vendi ogni cosa. E vattene via lontano dal paese, tu, tua moglie e tuo figlio. Ma non posso vendere, è roba della dote. Sono legato stretto, vi dico, mani e piedi. Bisogna romperla di un colpo solo, questa catena. Vedete, sta tornando. Non è contenta se non mi fa andare in galera. Senza strepiti, senza galere, c'è modo d'accomodare ogni cosa. Poi, comare, sapete come dice il proverbio? Maritati e muli, lasciali soli. E che gli tocca ora? Che gli faccio? Che gli fate? Che gli fate? Bene, non fate di certo. C'è l'inferno qui ogni volta che arrivate voi. Sapete, Vossignoria, del calcio dell'asino. Beh, mi danno il calcio dell'asino ora che sono povera e sola. Volete vivere anche voi? È giusto. Ma voi da una parte e loro dall'altra. Il mondo è grande, comare Pina, mancassero gli uomini, che diavolo! Dite bene, Vossignoria, e mi merito quello che dite. Ti meritate? La gente parla di quello che sente dire. O è segno che state scontando adesso un qualche vecchio peccato. Saranno chiacchiere, saranno maldicenze, ma adesso bisogna far tacere le male lingue. E dato che vostro genero si è messo in grazia di Dio, lasciatelo in santa pace. Hai capito? Adesso andiamo ad accordare l'altra campana e ti conduco qui tua moglie. E voi, comare, dato che avete capito il latino, andatevene per i fatti vostri e mettetevi in grazia di Dio anche voi, se potete. No, non c'è confessione per le madri come me. Andatevene. Avete sentito? Andatevene.
Che non ne sai un'altra di canzone? Ve l'ho detto tante volte ed è sempre inutile. Allora perché ci torni su? Se me l'hai detto tante volte. Perché ho paura di voi. Perché siete il diavolo in carne ed ossa, mi avete fatto qualche malefizio e venite sempre a tormentarmi, anche adesso. Sono venuta per la festa. Sono cristiana anch'io. Per la festa voi siete venuti Lasciami che mi strappi il vestito. Ma ve la darò io la festa, oggi stesso ve la darò. Magari ti bastasse l'animo, ma tu non hai questo coraggio. Maledetta, ma che cosa posso fare? No, non ti basta l'animo, no. Tu sei buono solo a far star male gli altri, ma togliermi dalle vene con un colpo solo. Non hai questo coraggio. Maledetta tutta quanta. Credi che non lo sappia? Le madri come me andrebbero bruciate vive. Se le dovrebbero mangiare i cani, le madri come me. E anche tu, che mi tieni in questo inferno, me li capelli come una pazza. Hai un bel andare a confessarti. Il diavolo ci ha legati insieme. Per sempre. Per sempre.